Eccoci, siamo partiti. Allora, vediamo un po' se tutto funziona come dovrebbe. Credo di sì, tra l'altro ho già pubblicato la storia di Instagram, quindi a posto pure con quello. Vediamo un po'. Ok. Perfetto, funziona tutto. Buonasera Massimo, intanto buonasera anche a Marco, Daniele e Antonio che hanno pubblicato ben prima che cominciasse la live e intanto abbiamo già il primo ospite che vediamo quello che deve fa. Questa settimana mi sta anche contro al Fantacalcio, vediamo un po'. Quindi ciao Pietro. Ciao, ciao Miro, un bacione a te, un bacione anche ai ragazzi che sono entrati. Se sì, ce ne sono, ok. Ce ne sono, ce Ce ne ne sono. sono. Come va? Tutto bene? Guarda, fino a quando non parliamo del Cagliari va bene, dal momento in cui ne incominceremo a parlare crollerà la situazione. Ma non è detto che ne dobbiamo parlare per forza. Ma infatti, perché un canale che parla di Cagliari dovrebbe parlare del Cagliari? Beh, ma non sempre, cioè ogni tanto si può invertire la tendenza, potremmo parlare di tutt'altro. Esattamente. Allora chiediamo a voi ragazzi in chat di cosa dobbiamo parlare. Occhio che accettano però, io non ti sto sabotando il canale, io sto No, no. sparando stronzate. No, dai, scherzi a parte. Come, Sì. come ti è sembrata la partita contro il Suttirol? Guarda, probabilmente lo ripeteremo anche perché mi sembra sia stata l'impressione di tutti. Nel secondo tempo i ragazzi ce l'hanno messa tutta, ma si parla dei ragazzi. Cioè il problema rimane sempre l'allenatore. I ragazzi, secondo me, pian piano stanno arrivando quasi ad un'autogestione per come stanno approcciando la gara. Liverani mi sembra l'unico che veramente non ha delle idee chiare. Cioè, ma per dire anche sulla questione ripartenza, il Sud Tirol, e l'hai detto anche tu nel tuo video, hai apprezzato un sacco. Il Sud Tirol rispetto a noi tecnicamente è praticamente una squadraccia, senza voler mancare di rispetto, penso sia un dato di fatto. Tecnicamente sono quasi nulli, semplicemente loro nelle ripartenze andavano al doppio di noi. Perché in Serie B è questo che fa la differenza, dove non arriva la tecnica, arriva la tenacia che a noi è mancata. Nel secondo tempo sì, ci abbiamo provato, ma sembriamo comunque in ritardo di condizione. Eppure abbiamo gente che darebbe, non dico l'anima, però l'unghia del piede almeno per la maglia la darebbe. Neanche a dire che abbiamo gente con la pancia gigante che non può correre. Boh, non so, sensazioni tristi, ci sono veramente triste a guardare il Cagliari in sto periodo. Penso che non sei l'unico, Pietro. Sì, ho notato che anche tu nel tuo video eri molto allegro. No, guarda, sta Mm, diventando un supplizio, guarda il Cagliari. mm, È veramente allucinante. Infatti ho paura anche per la prossima partita contro il Pisa, perché se metti caso, probabile che succede, perdiamo, ci supera pure il Pisa. Cioè, è allucinante. è una risata isterica, perché Sì, cioè sì. in questa Serie B, ma poi per come l'ha descritta Liverani a inizio stagione, la squadra, il progetto, sembrava che dovessimo essere uno schiacciasassi. Tra l'altro la squadra che grandissima. E tra- e ripeto, tra l'altro a livello di rosa, in teoria come schiacciasassi ci siamo anche, perché a livello qualitativo secondo me la nostra rosa, tranne un paio di elementi, non si discute. È più forte anche di quella del Genoa, secondo me. Però non so, i presupposti non si stanno rispettando. Sicuramente, anche perché, come dicono molti, siamo più vicini alla zona play-out che a quella play-off, il Eh che sì. è tutto dire. Intanto volevo ringraziare Alessandro, che addirittura mi segui da anni, Grandissimo. mi fai ricordare che sto diventando ancora più vecchio. Veniamo a uno dei punti cardine, Yes, prendendo tell come me. esempio il commento di Federico.
che scrive: Ok. fare quei cambi scellerati sostituendo Rogge e Nandez per Dossena e Lella mostra tutta la pochezza del tecnico barra tattica di Liverani. Dopo 12 partiti, formazioni sbagliati, 0 gioco e cambi sbagliati. Commento che non gli si può dire niente perché è tutto giusto, però io Mm, qua voglio porre una domanda, la mm. pongo a te come a tutti i ragazzi, Dimmi pure. che può sembrare banale ma non lo è. Mm. Gli errori nelle tattiche e nei cambi sono tutti di Liverani? Mm. Allora, forse ho capito dove vuoi arrivare, però voglio capire se sei proprio in quella visione estrema di complottismo, perché io c'ho Allora, un'idea complottista in testa. e v vira sul complottismo, mettiamola così, però vi faccio questa Mm, domanda mm. dandomi una mia risposta. Prego. Liverani ha già avuto uno dei tantissimi giocatori che abbiamo oggi in squadra Sì. a Lecce e parlo di Marcolino Mancosu. Ok. Perché Mancosu a Lecce giocava nel suo ruolo naturale, ovvero trequartista dietro 2 Mm. punte, mentre Liverani, arrivato a Cagliari, si vede che il sole Mm. del Poetto gli ha dato alla testa, lo fa giocare come ala sinistra in un 4-3-3? Bellissima domanda, a cui Eh, io vorrei sinceramente dare una risposta. vai, stai qui per questo. Ma allora, innanzitutto ti dico la mia teoria complottistica e mi dici se sei d'accordo. Va Che benissimo. secondo me alcuni giocatori hanno qualcosa nel contratto per giocare quei minutaggi lì, Mh-mh. perché se no non me lo spiego. Ma Okay. come, ma neanche tanto complottistica in realtà, perché noi ci ricordiamo benissimo il caso Borriello e come quello chissà quanti tanti altri casi sono passati in 8 anni di Giulini. Ma in epoca recente mi viene in mente per esempio Sottil che sparì per un Bravissimo, fantomatico infortunio per 6 mesi. bravissimo. Sì, quindi non mi stupisco, però a me viene da pensare a questo perché dico ormai sembra quasi la prassi. E poi per quanto riguarda i cambi in sé, cioè con sul Tirol è stata una roba terribile. A parte che hai fatto un cambio fino all'89esimo e poi ne hai fatti due perché ti sei cagato addosso nel mantenere il vantaggio. Ma non esiste in Serie B. Cioè, se tu sei 2-1 all'80esimo, piuttosto metti altri due attaccanti, fai il terzo, così Esatto. veramente sei sicuro. Ma questa non è una cosa che diciamo solo da quest'anno, eh. Semplicemente io la voglio rimarcare perché quest'anno siamo in Serie B e non siamo in Serie A dove errori del genere per una piccola ci possono anche stare. Boh, io non ti dà anche a te l'impressione di parlare al vento, perché tanto Uh! chi è che ci caga? Cioè, a parte i tifosi, però Ma lassù chi mai ci cagherà di striscio. ma sono anni che noi continuiamo a dire le stesse cose. Esattamente le stesse. Cioè possiamo prendere un video di una qualsiasi partita dell'anno scorso di Serie A e stavamo dicendo esattamente le stesse identiche cose, quindi cioè è allucinante, è allucinante. Tra l'altro citando un altro commento de Federico, ha Sì. ragione Criscitiello quando dice che a volte i presidenti dovrebbero esonerarsi da soli, ed è Mm. vero. E mi rode ancora di più il culo perché lo dice Criscitiello, cioè Sì, infatti. è veramente allucinante. Tra l'altro, volendo fare gli avvocati del diavolo, tu Sì. riesci a darti una spiegazione che non sia il defecarsi dentro le mutande Mm. abbondantemente per i cambi di Rogge e Nandez, in quel momento Mm. di partita tra l'altro. In che senso una soluzione? Se tu dovessi, da una parte giustificare Liverani per quei 2 Mm. cambi, quale sarebbe la motivazione? Domanda No, allora io lo saprei anche perché ormai cioè, conosco a memoria le sue dichiarazioni. A me verrebbe da pensare che lui direbbe, contrariamente a cioè
No, no, in linea in realtà con le sue dichiarazioni direbbe: siccome siamo una squadra offensiva e subiamo tanto, ho preferito subirne soltanto uno e vincere. A me viene quello da pensare, se mai volessi giustificarlo, ma d'altronde chi è che si metterebbe mai a giustificare una cosa del genere? Più che avvocato del diavolo sarebbe un avvocato proprio coglione. Cioè. Questa mi è piaciuta. Tra l'altro, io, guarda, non è Mm, sarcasmo, ma Claudio, io ti faccio, no, non mm. era questo commento. Ti faccio i complimenti per la positività che tu hai, Minchia. perché ce la vorrei avere io. Io non so come tu faccia, ti faccio veramente i complimenti, perché io non ce la farei mai ad Eh. essere così positivo. Ma Complimenti, io veramente. preferirei avere la positività al Covid, sinceramente, più che illudermi Anch'io, ancora. Cioè, che anch'io. pena, che pena, ragazzi. Ma mi sa che Poi Riccardo, guarda, tu hai ragione, cioè nel senso sono stato io a dirlo anche nel video, però sarà impossibile che tutti lo facciano. Mhmm, sarà veramente impossibile, Ah, c'è proprio purtroppo. le cuffie qua, c'è. Tanto Arrivo? Pietro trova le cuffie. Vai, vai tranquillo. Nel No, sto. mentre te muto, così non si sente un cazzo. Ci stai? Okay, Stavo ecco cercando se di mettere in carica il PC, ma non capivo niente. Tipo una marca araba questa qua, e quindi tutto perfetto. particolare. Ma se credi non si avvera. Non è un fatto di fede questo, Claudio. Fosse solo di fede, saremmo già in Champions. Infatti. A me è proprio il pragmatismo che mi porta a non essere positivo, Eh sì. perché 8 anni insegnano, fosse stato 1 o 2, pure, ma 8 anni un minimo m'hanno insegnato qualcosina, quindi la vedo difficile. Intanto saluto anche Roberto. Ragazzi, io mi chiedo anche, io perché cazzo le faccio le cioè io so tutto volenteroso, facciamo una live e tutto, poi una volta che la avvio, mi viene il dubbio e dico: "Ma di che cazzo parliamo poi?" Perché tanto poi diciamo sempre le stesse cose. Ma perché semplicemente va come ogni diretta che facciamo tutti insieme. Si inizia parlando del Cagliari, ci si incazza e poi si parla di altro, cioè, perché ti piace stare con noi, molto semplicemente. Esattamente. Tra l'altro Ma per il se ci momento sei pensi, sì. l'unico che ha risposto alla chiamata, l'unico. Ma perché io per queste cose mi gaso un sacco, ma cioè, se ci pensi, anche la live che abbiamo fatto tutti insieme per Venezia Cagliari, la Bellissima. consolazione è stata proprio nell'essere tutti insieme. Sì. Beh, quindi per quello che fai le live. Guarda, Secondo- guarda chi commenta e non Ma entra. vaffanculo, nordico di merda. Ma Entra, entra. Matti. Che poi ragazzi, vi spoilerò questa cosa, non a te Pietro perché tu c'eri. Mm. Finita la partita col Venezia, noi siamo rimasti, non mi ricordo quanto, comunque ancora dentro StreamYard a chiacchierare tra di noi. Vi giuro ragazzi, dopo la retrocessione non è partita nemmeno una bestemmia. Vero. 0 di 0. Vero, 0 di verissimo. 0. Una cosa allucinante. Hashtag io l'ho detto fin da subito che retrocedevamo, eh. No, avevi ragione. No, Avevi anche ragione. ci credi che a una certa c'ho sperato perché non volevo poi comprare la maglia di Mm. Lico Giannis? Sarebbe stato tosto per me. Guarda, io a maggio devo venire a Roma, te la porto però del Bologna, se ti può far sentire meglio. Avrò la carta igienica riutilizzabile allora. Ottimo. La prima carta igienica da poter mettere in lavatrice. Esattamente. Dai, ma non, Ah, non faceva così schifo. Scusa, se vuoi apriamo un attimo sto dibattito, non faceva vai. così schifo. Perché non faceva così schifo? No, allora ti dico la mia sincera opinione, perché poi Vai. qua, ok, ci sta a crearsi. Io ti dico, secondo me aveva tantissimi alti e bassi, forse più bassi che alti, però quando gli veniva un po' il piglio giusto,
A parte che lo vedevo con una buona progressione, ma anche con una buona tecnica. Cioè, per me, per dire l'ultimo Lico Giannis della scorsa stagione, o comunque anche il Lico Giannis di alcune partite che abbiamo visto l'anno scorso. Cioè, secondo me è un terzino molto ordinato. E anche al Bologna, secondo me, sta facendo una stagione piuttosto, cioè, ordinata, ben impostata. A me dispiace che abbia avuto molti bassi a Cagliari. Io sarò di parte. Vabbè che abbiamo visto anche a Cagliari gente come Asamoah Mm. che fa rendere Lico Giannis e Roberto Carlos praticamente. Però forse sarà stato la poca costanza, Mm. molto probabilmente, però a me è un giocatore che non è mai piaciuto. Sarà perché si ricordava di averci il sinistro una volta ogni morto de papa, sarà che azzeccava un cross ogni 73. Era bello averlo per quello, perché poi quando azzeccava i cross vincevamo quasi sempre. Cioè. Era folcloristico, dici? Sì, io l'avrei tenuto solo per questo. Claudio, giochiamo al Superenalotto per sculare. Cioè, tra l'altro, se non mi sbaglio, adesso c'è il jackpot più alto che ci sia mai stato. Quindi, Minchia. tipo 300 milioni, una roba simile. Vinci e comprati il Cagliari. Mamma mia, ma magari. Ti Ma giuro, sì, cago in testa a Giulini. sarebbe da fare tipo il De Boschi, fare un fondo comune tra tifosi e portare avanti la squadra così. Cioè, ti immagini che figo in Sardegna una cosa del genere? Sarebbe Cazzo, tutta fantastica. un'isola che spinge anche economicamente una squadra. Sarebbe Eh, meraviglioso. azionariato, dai, che ce l'ho fatta popolare, è sempre una cosa che mi ha stuzzicato e non poco. Anche perché sarebbe molto, molto affine all'ideologia sarda. Sì, sì, è vero. Quindi, secondo me ci starebbe tantissimo. Infatti, un'idea di calcio simil teutonica, con il 51% delle azioni date sostanzialmente ai tifosi, secondo Mm. me non sarebbe male come idea, per Ma niente. in Germania sta andando molto questa cosa. C'è una squadra, mi sembra, in terza nella Serie C tedesca che per una buona percentuale è autofinanziata. Ci sono i tifosi che si sono costruiti lo stadio da soli. Non mi ricordo che squadra sia. Tanto Claudio dice che se vince ci compra subito il Cagliari e ci mette a noi. Che In che spettacolo. ruolo ti vedresti? Il Io? ruolo, allora, prima in campo e poi nei ruoli amministrativi. Allora, in campo fisionomicamente parlando, sarei molto più la palla, Mm. come ruolo Allora, della palla. dai. No, scherzi a parte, anche l'Union Berlino è una squadra che a me m'arrapa proprio, proletaria al Mamma mia. massimo l'Union Berlino, mamma mia. E me vedo come medianaccio io. Mm. Proprio mediano di rottura che spacca le tibie. Sì, o palla o tibia. E Oppure fuori o dal tibia o perone. campo, oh, O tibia o perone, direttamente. anche, anche. Fuori dal campo, vista la mia tendenza all'essere un po' tirchio, Mm. potrei essere un ottimo DS. Mm. Tipo di quelli che fa le squadre con giocatori low cost, ma ci sta. Sarei stato perfetto per Cellino come DS. Minchia. Te invece? Mm, in campo mi vedo in panchina. Perfetto. Perché è meglio se non entro. Eh, boh, oddio, per il resto non lo so. Forse anche allenatore, perché sono fissatissimo con la tattica e poi farei questa cosa di prendere come vice uno dalla curva e così i ragazzi se non si impegnano si prendono manganellate e gli lanciano bombe carta. Mi piace questa metodologia.
Intanto rispondi alla domanda di Marco, io ti dico no. Mm. No, cioè nel senso è anche inutile essere così nostalgici. Ok, Giulini un presidentaccio, però servirebbe proprio aria nuova, perché se Sì, ci pensi il Cagliari vive di ricordi, anche sì, per colpa di Giulini, soprattutto per la gestione Giulini, però per dire, non è che con Cellino ce la passavamo sempre meglio, semplicemente Cellino aveva un'altra tempra. Tutti avevano paura di lui e anche se avevamo squadre molto più scarse di quelle che ha costruito Giulini sulla carta, perché questo è, però vedevi giocatori che perlomeno si impegnavano, perché avevano paura di rimanere in tribuna tutto l'anno se sgarravano. esattamente. Marchetti docet, come si dice. Mm. Poi ho un'altra domanda, qua parto in Mm. quarto. Il più in forma Vai, De vai. Iola, bravissimo, ma come fa un giocatore così a giocare in Serie A o in B, neanche in terza categoria farei giocare uno del Mm. genere? Io ti dico Mario, a parte che il giudizio sui giocatori può cambiare da partita a partita, io ritengo che comunque De Iola per la Serie B possa essere un giocatore abbastanza valido. Mm. Però io dico che questo ragazzo per il Cagliari ha dato tutto, principalmente la carriera. Vero. Cioè, se l'è rovinata la carriera pur di rimanere tesserato del Cagliari. Questo è. E l'hai detto tante volte. Io Sì, ho sempre condiviso. io più che lo continuerei a far giocare anche se non mi fa impazzire come giocatore, semplicemente per quello che ha fatto concretamente per il Cagliari, perché dove gli diceva Giulini di andare, lui andava e si Sì. faceva sempre 6 mesi, Spezia, Parma, Lecce, e tornava sempre a disposizione. Senza dire niente, mai una Sì, parola sì, fuori posto. Sì, De Jong lo tieni per quello. Ed è giusto che lo fai. assolutamente. Intanto, visto che nessuno dei nostri amici della Cassetto Crew sta entrando, io Sì. vi pubblico il link per entrare in chat. Olè. Quindi, chi vuole entrare a parlare con noi in live può cliccare sul link e venire a parlare con il me e il buon Pietro. Quindi, non siate timidi, ragazzi. Non siate Tra l'altro tu timidi. sei l'unico insieme ad Andrea della Castellus Crew che ancora in live non mi hanno chiamato Peti. Deformazione professionale. Andrea è più serio e non lo farà mai. Io potrei farlo, però scelgo di non farlo. Va bene, Ma va solo bene. perché ci hai dedicato più e più volte parole d'amore a noi. Quindi, E vabbè, ma per me non sarebbe ormai figurati, è diventato il mio soprannome universale, quindi. Tra no, l'altro lo so. grazie a Catto questo, Il buon Alessandro Catto. grandissimo. Allora, nessuno entra. Oggi niente, solo io e te staremo. Va bene. Con 300 milioni quante partite potemmo comprare? Eh. Uh. No, ma non è brutto, dai, no. Ma che brutto, tanto pure Liverani è della Gea, sti cazzi, ma compramole le Ma partite. secondo te se Liverani compra le partite riuscirebbe comunque a vincerle? Ma dai. Hai sollevato un bel dubbio, sai? Eh, perché se ci pensi, non abbiamo vinto certe partite con uno squadrone sulla carta che avevamo, con giocatori comunque fortissimi, non riusciamo a vincere in Serie B avendo un Andes e Rog, e secondo te riusciamo a vincerle comprando? Cioè sarebbe la stessa cosa, Le secondo me. subaffitta allora. Le può subaffittare, dai. Dai, carina l'idea. La speculazione calcistica non più sui giocatori, ma sulle partite in sé. Esatto. Tanto, perdonatemi, ma ci sono qua parenti che mi mandano messaggi. Ma fai entrare anche loro in live, dai, ci sta. Guarda, stanno letteralmente dietro il muro, quindi volendo possono dare un cazzotto e palesarsi. Per quanto sono Grandissimo. fatti di merda i palazzi qui, quindi. Ma tu Cioè, in tutto praticamente tu questo hai ti la... sei Sì. trasferito?
Sì, io sono a Padova attualmente, questa stanza è di Padova. Una stanza padovana. Sì, Bello. E ci sì. sei già andato all'Euganeo? Non ancora, ci andrò quando avrò tempo libero e voglia di prendere autobus. Tra l'altro non è per niente, Mm. Giulini mago del marketing fino a un certo punto, perché ci stanno squadre in C tipo il Padova che ha fatto il rifacimento totale della curva sud Sì, è vero. e noi stiamo ancora a cercare di capire che vuole fare la regione. Però vabbè. No, ma guarda, sai cosa mi rattrista? Che io mi sto accorgendo, vivendo qui in Veneto, perché Mm. per dire, mi sono anche spostato a Venezia, l'ho un po' vista, mi piace muovermi, che qua cioè, è tutto un altro mondo. Cioè, qua non esiste che uno stadio ci metti 6 anni a fare il progetto. Qua a livello anche per le piccole cose, a livello di mobilità, è tutta un'altra cosa. Immaginavo. Non è la situazione che c'è dal centro-sud Italia, No, no. è un'altra cosa, perché loro sanno fare le cose fatte bene e hanno Sì, interesse a farle fatte bene. bravissimo. Questo. Un tuo parere su Grigor della primavera? Guarda Alessandro, purtroppo quest'anno non ho avuto ancora modo di guardarmi anche solo una partita della Mm. primavera, purtroppo. Però ho Neanche notato highlights, niente. niente. Però ho notato, vedo i risultati, ho notato che c'è stato un tracollo abissale, veramente abissale Mm. rispetto all'anno scorso. Sì, adesso sono un pochettino in ripresa, ma io lo sapevo che mandando via Agostini non ci sarebbe stata la stessa aria. No, anche perché il gruppo era veramente molto affezionato ad Ago. Sì. Cioè io sapevo per dire, io c'ho un collega di mio padre che ha il figlio che gioca nelle giovanili del Cagliari, Agostini per dire, finiva la partita della primavera, poi c'erano i giovanissimi che finivano l'allenamento, lui aspettava che arrivassero i genitori, pur di non lasciarli soli. Per dirti, una persona che si lega così tanto ai ragazzi, che viene mandata via. Chissà che spiegazioni hanno dato ai ragazzi della primavera, se gliene hanno date. Bella Boh, domanda. quindi io me lo immaginavo che sarebbe stato diverso. Poi mi sembrano comunque ragazzi determinati, però Agostini era un'altra cosa, cioè non puoi mandarlo via in quel modo, no, sei stato veramente un bastardo. Cioè. E Sì. non credo neanche a quella storia che l'ha mandato via Conti. Secondo me Conti è stato semplicemente quello che l'ha comunicato, ma l'idea non è mai stata sua, mai Ma è nella vita. ovvio, ma è Cioè. ovvio, ma è ovvio che sia andata così. Cioè, sappiamo che tutti gli elementi della dirigenza sostanzialmente sono dei burattini nelle mani dei Giulini, quindi di certo non lo scopriamo ora. L'hai notato anche tu, Claudio, vero? Anch'io. Ma no, ma dove? No, no, si sente, si Ma non è sente. vero, dai, non mettermi ste paranoie così. Roberto, ti rispondo perché l'Eccelsior è una merda. Sì, Mattia ha lasciato un commento perché sicuramente si starà facendo i cazzi suoi o Sì, si sì, starà allenando, cioè proprio ci sta totalmente ignorando, no? Ha chiusa l'amicizia dopo stasera. assolutamente sì. Intanto io, per chi volesse entrare, ripubblico il link, così facciamo una bella live tutti insieme. Alessandro scrive: Ciao ragazzi, non mi sembra che Nandez da interno incontri troppe difficoltà, Mm, renderebbe molto di più sulla fascia dove ha fatto le sue mm, prestazioni migliori. mm. Come si Prego. dice in Sardegna, no? Bocca Rua Santa. Eh. Eh, l'abbiamo capito un po' tutti ormai. Sì, cioè, ma tra l'altro sai che cosa mi ha fatto riflettere? Se ci Cosa? pensi, al secondo anno di Maran, con quel famoso squadrone che avevamo, i primi mesi che abbiamo fatto un campionato Mhm. stratosferico, Nandez era interno,
teoricamente, ma in pratica lui stava sempre sulla fascia. Mi sono visto un paio di giorni fa, perché mi è preso un momento di nostalgia, un'analisi tattica di quel Cagliari lì. Mhm. Nandez giocava come interno nel 4-3-1-2, ma stava sempre largo. E infatti rendeva perché era largo, perché apriva gli spazi al centro per João Pedro che si muoveva quasi da trequartista, eccetera, Nainggolan, cioè Nandez è un perno fondamentale perché la sua mentalità è da esterno. Quindi se vuoi continuare a usare il centrocampo a tre, caro più o meno Liverani, però almeno cioè, cerca non mi puoi mettere Liverani, non mi puoi mettere Nandez alla destra. Adesso anche questa cosa. Nandes non è che rende solo da esterno, rende da esterno perché gli serve la progressione. Cioè, al massimo, se proprio vuoi fare la grezzuria di metterlo terzino, non metti terzino, perché in Serie B te lo puoi permettere, però da interno, se lo fai stare proprio in mezzo al campo, non rende. Non ha il dribbling per saltare l'uomo, non ha la tecnica del regista. Lui è uno che deve galoppare. Il regista Ah, l'ha fatto in Boca Juniors e basta. vabbè, un po' di dribbling ce l'ha. Fa sempre la stessa finta, però ce Mm. l'ha. Sì, se imparasse nuove skills mi farebbe piacere, poi hai detto tu fa sempre la stessa finta. Però effettivamente anche in quel caso metterlo come ala destra ha Mm. veramente poco senso, perché comunque l'ala destra è un ruolo molto diverso rispetto all'esterno, nonostante Molto. la fascia di campo sia identica, perché ha dei ruoli diversi, deve occupare sostanzialmente quel posto, deve fare o sovrapposizione al terzino oppure deve andare a cercare l'imbucata verso l'esterno per poi crossare. Mm. Oppure tentare il tiro accentrandosi, mentre l'esterno è un ruolo che ti permette di svagare molto di più e d'avere molto più estro, cosa che lui effettivamente ha, però se non lo si sfrutta, Sì, lo sì, possiamo d'accordo. mette pure interno di centrocampo e dopo fa l'esterno, però lo limiti, lo limiti. Mm. Che poi, scusa, ho pensato a questa cosa, dimmi cosa ne pensi. Sai che Mattia l'ha detto spesso e poi l'avete ribadito anche tu e Andrea, insomma, è un pensiero comune il fatto Mh-mh. che il Cagliari molto spesso giochi con questo 4-5-1. Ma io ti voglio Mh-mh. chiedere, se davvero il Cagliari giocasse con un 4-5-1, secondo te Nannes renderebbe così poco? Cioè, che tipo di 4-5-1 è questo? Perché a me molto spesso sembra più come un 6-3-1 quasi, più che un 4, perché se, col 4-5-1 non è neanche così difensivo come si dice, secondo me, come un 4-4-2, però magari però metti il regista. Cioè, se veramente hai un 4-5-1 con due esterni che spingono, può avere anche il suo senso in offensiva. Secondo te è un 4-5-1 o è un modulo estremamente difensivo che non si capisce perché metti anche interpreti sbagliati tipo Falco, per dire, l'ultima partita. Guarda, cioè stiamo riuscendo nell'impossibile, ovvero nel parlare di tattica di questo Cagliari, che è una cosa veramente solo i più bravi ci possono riuscì. Siamo bravissimi allora, complimentiamoci Minchia con se noi siamo stessi. bravi. Ehm, Ci credi che allora io in fase, di attacco, in fase offensiva Mm. riesco a distinguere bene il modulo del Cagliari, riesco a vedere che è un 4-3-3. Dal Mm. momento in cui il Cagliari riesce molto facilmente a perdere quel minimo di possesso palla sterile che ha, io vedo soltanto una linea difensiva e nulla più. Non riesco a ricondurre in nessun modulo al Cagliari, No, vero. niente, sembrano tipo atomi in cerca del positrone, neutrone, quello che è. Tu Verissimo, Tutto in balia del tutto, non c'è un ordine, assolutamente no, però vedo vero. che c'è una tendenza a far indietreggiare anche parecchi giocatori che magari dovrebbero giocare un po' più avanti. Sì, sì. E L'Uvumbo Docet, per dire, come anche col Genoa esattamente. che stava giocando sulla linea del terzino. Ci sono parecchi errori,
partendo secondo me dal più grossolano che tu giochi con un 4-3 con 2 giocatori tecnicamente rapidi sugli esterni, però mi fai possesso palla in difesa e nessun giocatore del centrocampo far movimento per trovare uno spazio. Che cazzo lo usi Bravissimo, a fare il 4-3-3? bravissimo. Piuttosto avrebbe molto più senso se vuoi usare un 4-3-3 con questi interpreti, piuttosto fai un 4-3-3 simile di Francesco con la difesa alta, non fai possesso orizzontale, cioè gli unici palloni che toccano i difensori sono per verticalizzare, e usi un 4-3-3 un po' come lo usa D'Aversa, per dire D'Aversa che è un ultra contropiedista nel Parma, negli anni d'oro del suo Parma, usava il 4-3-3 e faceva contropiedistica in verticale, segnava anche abbastanza. E con la difesa alta sfrutteresti anche le capacità di un Altare o di un Capradossi, che mi sembrano anche abbastanza ben predisposti per anticipare, e avresti una difesa sempre alta, con gente che anticipa o che spazia o che verticalizza subito. Invece no, vogliamo fare il gioco di Guardiola con gente che il gioco di Guardiola non lo può fare, perché Luvumbo ha una tecnica buona per quanto riguarda il tiro, ma non ho il coraggio a vedere un Torello magari fatto con lui, chissà cosa ne esce fuori. Intanto addirittura il paragone con Leao mi sembra un tantinello azzardato. Per Leao, Sicuramente ovviamente, è riduttivo. è ovvio, è ovvio. Vediamo se c'è qualche commento. Federico ci ha detto così per svagare: secondo voi chi vince il mondiale? Io spero che lo annullino sto cazzo di mondiale, sinceramente, per tutto il Sì, casino che c'è col Qatar. Cioè, no, io lo annullerei per principio. io pure, però se devo sperare che vince qualcuno, Mm. sogno sempre l'Uruguay campione. Eh, sarebbe molto romantica E come... se c'è perché non lo so se c'è il Giappone. Ah, ci sta. Mi piacerebbe del Giappone che alza la Coppa del Mondo stile Holly e Benji. Bello, complimenti. Tanto notizia di oggi, la Padula pare abbia delle offerte dal Sud America, per me è da dare via immediatamente. Voi cosa ne pensate? Arrivederci e grazie, sinceramente. Amen, io pure. Cioè, ragazzi, ha fatto 3 gol a Cagliari e uno più a culo dell'altro. Uh, Quindi può tranquillamente andare via per quanto mi riguarda. Se gli troviamo un sostituto, perché non vorrei stare tutto l'anno con il solo Pavoletti. Anche perché a Eh. quanto pare sembra che non ritorna manco per il Pisa, Paoletti, quindi... Boh, e vabbè, ce ne faremo una ragione, nel senso, poveraccio, cioè anche basta spremerlo, No, sinceramente. ma anche volendo, comunque pure se non c'è Pavoletti, puoi giocare con Luvumbo prima punta, che abbiamo visto contro il Brescia, Sì, gioca bene. no, vero, sì. La Padula comunque, tornando a bomba, sì, mi sa che tutti e due lo daremmo via anche adesso. Sì. No, è il giocatore che mi ha deluso di più di questo Cagliari. Mm. Chi è che Veramente se l'è tanto. preso a 200 fantacrediti nel Fanta Serie B? Tommaso, ragazzo del Como. Mi dispiace per lui. Guarda, Non era Fabio quello del Como. Fabio, c'hai ragione, Mm. Fabio, scusa. Ok. Ciao Ciccio, un bacione a proposito di Grande, Fantacalcio di Serie B. grandissimo. Ciccio, se vuoi entrare, entra. Miro ha messo il link. Sì, sì, se vuoi entrare entra, c'è il link. Vogliamo solo Mondocalcio in live. Gli ho girato il link. Mi ha mandato anche un messaggio vocale, tra l'altro. Ascoltiamolo in diretta. Se me l'avessi detto prima magari mi sarei anche organizzato con lo studio, però adesso sto studiando anche domani verifica di filosofia, quindi niente, dai, ci becchiamo per la prossima. Non Figurati c'è. se non paccava. No, però stavolta c'ha ragione perché l'ho avvertito alle 9:07. Ah, vabbè, però. Sono stato stronzo io. Allora, aspettate che risponda un altro messaggio e poi tra poco chiudo. Nel mentre dello stadio nuovo non si è più saputo nulla? Assolutamente no.
E anche se fosse chi ci crede più, cioè. Sì. Allora, aspettate che... Ok, ci sono. Intanto Mario scrive ancora qua non compare su StreamYard Liverani fuori da coglioni, che mi sembra anche giusto come commento. Eccolo qua. E nel mentre facciamo entrare Ciccio. Ciao Ciccio! Buonasera. Grandissimo. Quanto stile, ragazzi. Sono in mezzo alle baite perché mi sono perso, però dettagli. Perfetto. Allora, dici buonasera. un po'. Cosa si prova ad essere una delle poche squadre che è stata battuta da questo Cagliari? Allora, sicuramente tutti i giocatori, sia Lederini che Vapetti, avevano l'1 a quella partita, alla schedina, quindi giusto. Però no, a parte gli scherzi, io purtroppo quella partita non l'ho potuta vedere bene perché per un impegno non ho potuto vederla bene. Però vedendo il Cagliari ha giocato meglio, poi ha smesso di giocare e noi abbiamo provato a recuperarla senza mai cattiveria e la partita è stata vinta meritatamente dal Cagliari, poco da dire. Beh, meritatamente, ci avete regalato un gol. Sì, infatti. Sì, vabbè, a parte quella cappella, secondo me avete giocato meglio di noi. Stai facendo Ma allora vuol un dire che grande voi siete insulto. messi, cioè, vuol dire che voi siete messi proprio di merda se dici che abbiamo giocato Sì. noi. Per la partita avete giocato meglio di noi. Pensa un Niente da po', per dire. giocare peggio del Cagliari ce ne vuole, eh? Eh sì. Ma per curiosità, dove cazzo sei andato? Al lavoro. A Madonna, a 18 anni già c'è il lavoro. Sì, purtroppo. Minchia, ma io vado a Ma Viva al per fortuna, Nord. ma beato te. Oh, ma io vado a ragazzi, Viva al comunque, Nord. forza Australia al mondiale. Io tifo l'Australia. Come mai? Solo perché c'è il giocatore del Brescia là che è australiano. Sì, il mio giocatore preferito. Il terzino destro, mi pare, giusto? Sì, giustissimo, Karacic. Karacic, ecco, non mi veniva a mente. C'ho anche la maglia. Grandissimo. Miro, sei scontento Dica. di questo Cagliari? Io? Mamma Sì. mia, guarda, Ma per non me lo vedi? ogni volta che vedo il Cagliari per me è sempre il 1° novembre. C'ho una gioia nel cuore a guardarlo che tu non hai idea. Ciccio frizzato intanto. Sì, questa è la nuova fotoprofilo del gruppo della Castello Screw. Bellissima. Ah, ecco, si è sbloccato. Ok, ci sono. Perfetto. Porca troia. Io ragazzi, vi giuro, non trovate voi argomenti perché io l'ho finito, non so più che cazzo dire. Sì, infatti. Ragazzi, con l'Ascoli a noi ci ha rubato la partita. Clamoroso. Non so se avete Davvero? visto il mio post partita, ma ci hanno rubato la partita. Sì, in modo assurdo. Al 92esimo su ripartenza del Brescia, 5-0, ultimo uomo, l'attaccante del Brescia tocca la palla e stiamo andando in campo aperto, l'arbitro fischia un fallo per l'Ascoli ed era fallo per noi, netto, anche i telecronisti non ci credevano, folle. E poi su quel calcio di punizione ha fatto con l'Ascoli. Mamma mia. Ma come siete in classifica? Ottavi, 19 punti. Minchia, beati voi. Stiamo a 3 punti da loro. Ancora Sì, per vabbè, classifica ancora corta secondo me, tranne il Frosinone che sta facendo un bel andamento. Dipende dalle ambizioni, Sì. Fede, il Fanta di Serie... Scusa, Ciccio, rispondo al volo a sta domanda. Il Fanta di Serie B ti devi scaricare un'applicazione, si chiama Fanta Club, mi pare. Fanta Hub, sì. Fanta App, mo non mi ricordo, e c'è il Fantacalcio di Serie B, a cui io voglio arrivare rigorosamente ultimo, perché ormai quello è diventato il mio obiettivo. Come sta andando che Mattia non mi sta più avvertendo di niente? Guarda, io non te lo so dire perché mi si è rotto il telefono, la mia ragazza me ne ha Ovviamente sono primo. prestato... Ah, te sei primo?
Io non Sì, so come al come sto solito. andando perché ho un telefono nuovo e non ho nemmeno lo spazio per riscaricare l'applicazione, quindi non Cazzo. sto manco mettendo la formazione. Hai di quei telefoni di emergenza praticamente. Sì, cioè, telefono di emergenza è comunque un iPhone X, quindi No, certo. però sì, non c'ho manco più un cazzo, non posso più mettere niente. C'è proprio lo spazio di archiviazione così. Sì, finito Che completamente. Non merda. posso cancellare niente perché c'ho tutto l'indispensabile dentro. Mamma mia. Intanto lo stadio più brutto, Rigamonti o Unipol Domus? Ti dico Unipol Domus perché è un ammasso de ferro così, però gliel'ho detto anche a Ciccio, secondo me Rigamonti non è che spicchi per bellezza, No. anche perché c'ha la stessa caratteristica del Sant'Elia, ovvero stadio vecchio con un'impalcatura apposita creata per la curva nord, per avvicinare un po' la curva al campo. Sì, Non la ho sentito stessa Miro cosa che fece perché mi sono Cellino da... scollegato. Che Cos'è che hai ci? detto, Miro? Mi sono scollegato, Miro. Cos'è che hai detto? Alla No, domanda. ho detto, secondo me lo stadio più brutto è quello del Cagliari, però anche il Rigamonti non è che spicca per bellezza. Sì, sono d'accordo. È vero, lo stadio Secondo più me, brutto è il Drusso di Suddirolo. minchia, no, cioè, aspetta, quello è bello. No, Minuscolo, a me non perché è minuscolo, piace. è bello. È proprio... È un bello stadio in miniatura Sì, praticamente. Cioè, di per sé, se lo ampliassero sul serio, farebbe fuori Sei una pronto, specie Miro, di... per un altro evento? Il Fanta Mondiale? no, basta fantacalci, non la faccio più. Minchia. Non ce la Io faccio più. mi sa che lo faccio. Tu sei Mi sa un che lo farò il pazzo. Fanta Mondiale. Per il Ah, content. che carino. Sta live sta degenerando, ragazzi. Chi vedesse come nuovo allenatore Ranieri si fa niente, io mi auguro vivamente che Ranieri non torni mai a Cagliari. Per lui, Sì, no, per lui, assolutamente. Perché se verrebbe a rovinare il ricordo che c'è di Ranieri, mi darebbe meglio di fastidio. no. Meglio di no. Piuttosto riprendiamo Zeman. A sto punto, se Sì. proprio... Io lo riprenderei senza neanche pensarci. Cioè, Ne prendi volete Zeman adesso uno? e salvi qui Volete subito. Lopez? Siamo eliminati. Volete Lopez? Cosa dici? Volete quella sega di Lopez? No, grazie. No, tenete, se mai arrivasse da voi, tenete. Purtroppo è già arrivato 3 volte, 3 volte ha fatto cagare, nessuno lo voleva. Tranquillo, ci sarà anche una quarta, conoscendo Cellino. Infatti, Che va a fare in culo, Cellino. capirai, fedelissimo. Non ti piace Cellino, Ciccio? No, assolutamente no. Presidente senza coglioni. Minchia. Assolutamente. Addirittura. Io non la conoscevo sta versione di Cellino. Presidente senza Guarda, palle. a Cellino io ho sentito dirgli di tutto tranne che senza palle. Sì, quindi non so, o No, stai invecchiando. è un pagliasso. Ma senza palle perché? Infatti, Ma nelle contestualizziamo. azioni che fa non mi piace proprio quello che dice. Già uno che mi a inizio stagione, l'ultima conferenza stampa che ha fatto la scorsa stagione, prima della partita col Monza, se non riusciamo quest'anno ad andare in Serie A attraverso i playoff, l'anno prossimo farà una squadra competitiva per andare in Serie A e poi la stagione dopo si presenta in conferenza stampa con Clotet dicendo che l'obiettivo è la salvezza, o ci prendi per il culo o ci prendi per il culo, sono due le cose. E poi faremo Ma pochi colpi in calciomercato, ha fatto colpi sinceramente che sono rimpiazzi ai giocatori che avevamo, però mi aspettavo questo dalla società, purtroppo non sei salito l'anno Ma, scorso e questo è quello che mi aspettavo. ma perché è un cocainoma? Cioè, che cazzo ti aspetti da un cocainoma? Sì, purtroppo sì. Cioè, poi il bello è che lui non se ne vuole andare, cioè, e poi c'ha tutta la gente contro, cioè, poi c'è anche chi è con lui, però c'ha più della gente contro. E io non capisco perché stare ancora in un club in cui c'hai praticamente la tifoseria contro. Ma anche da noi Giulini è odiato e l'ha anche capito, però anche lui non se ne va.
Quindi, Ma Sì, tanto cioè, fino ok, a i quando soldi, c'è ok, gente però che dopo gli un po' toglie i che c'hai tutti manifesti. contro. Ok, i soldi, ma dopo un po' che c'hai tutti contro, che cosa sì, no, rimane? Sì, Alessandro, oddio, più che buffone direi un personaggio. sì, quello è. Cioè, Guarda, Cellino è un c'era personaggio. Alessandro, guarda, c'era anche un imprenditore americano che voleva comprare il Brescia, ma Cellino non vende, quello è il problema. Che se vuoi dare a Cellino devi dargli un po' di soldi. E pensa che il Brescia rischiava seriamente di far parte cioè di essere Mm, la squadra di Manenti. mamma mia. Chi è? Mappi Group, Manenti, te forse eri piccolo, Mamma non te lo mia. ricordi? No, non so chi sia. Un personaggione, Mamma mia. Guarda, dopo Cellino mi No, aspetto fidati. anche di più. Manenti una delle peggiori sciagure. Mamma mia. Che merda. In questo campionato di Serie B, ragazzi, strano, perché io non mi sarei mai aspettato il Perugia che è ultimo, per dirvi. Il Venezia che lotta per i play-out all'inizio. Io il Venezia sì. Mm, Venezia, cioè io lo dissi fin da subito, Venezia e Benevento lotteranno per rimanere in B. mm. Sai Miro cosa sta facendo Venezia? Il nostro campionato uguale di quando siamo scesi in Serie A, perché dopo che siamo scesi in Serie A abbiamo cominciato di merda, rivoluzionato praticamente tutta la squadra con nuovi innesti, perché quando scendi dalla Serie A tanti giocatori vogliono andare via perché non vogliono giocare in Serie B, e sta facendo il nostro stesso percorso il Venezia, cioè cercando di ricostruire una squadra con l'obiettivo, secondo me, primo anno di andare ai playoff, ma purtroppo con tante difficoltà, perché anche il Venezia sta facendo un progetto non ripartendo dai giovani, dagli italiani, ma ripartendo dagli stranieri, cosa che non si vede spesso. Mm. Metodologia diversa, cioè, ci può anche stare, non condivido, però ci può stare. Cioè, assolutamente. Non capisco perché alla fine Venezia, guardando i singoli, non è neanche una squadraccia, cioè, però purtroppo non sta ripagando in campo. Quello è il problema. Vabbè, però secondo me un piazzamento playoff comunque lo otterrete. Ma sì, quando c'era Baggio chi era il presidente? Corioni. Corioni è stato il presidente del Brescia. È stato amato tanto dalla società del Brescia, però ha lasciato un debito di 10 milioni che ha pagato Cellino. Cellino c'è sta cosa che deve pagare i debiti. Perché pure a Cagliari quando arrivò... No, forse a Cagliari no. Perché comunque prima che arrivasse lui c'erano gli Orru, se non sbaglio. Sì. Quindi non mi pare che loro lasciassero debiti all'epoca. Però potrei Contro chi sbagliare. giocate voi ragazzi la prossima? Pisa. Aia. Voi? In casa vostra? Sì, In in casa casa. vostra giocate? Sì, sì. Già la squadra di salute si sta riprendendo. Appunto. Non ci Noi abbiamo conviene. purtroppo una squadra che non vorrei incontrare in questo momento, la Ternana a Terni. Eh, È dura, però la Ternana è tosta. vieni da 6 partite di campionato in cui non vinci, più la partita di Coppa Italia che vabbè ci sta a perdere, uscire con lo Spezia, però devi mettere veramente i coglioni e cercare di andare a prendere una vittoria a Terni, che è difficilissimo in questo momento perché la Ternana sta facendo vedere cose pazzesche in casa. C'è Partipilo, Favilli che si è ritrovato, sono tanti giocatori forti, Palumbo che mi piace tantissimo, centrocampista. Speriamo perché la vittoria serve troppo in questo momento. Clotet per me ha anche buoni concetti di gioco, ma mentalmente i giocatori devono restare in palla 90 minuti, cosa che non ho visto negli ultimi minuti. Perché ok che noi, porca puttana, l'arbitro a nostro svantaggio ha dato un fallo che assolutamente non esiste perché ha toccato la palla prima. Però mentalmente devi stare lì al 90esimo, colpo di testa di Botteghini non è neanche altissimo. Non marcavamo perché alla fine siamo già andati nei spogliatoi, però questa è anche mentalità, anche se prendi gli sfavori contro, e quello mi fa ancora più incazzare. Ci può stare. E intanto Andrea e Mattia non si sono sparissimi. visti. No, vabbè, amen. Tanto Traditori. stiamo andando in chiusura.
No, che poi mi fa ridere che hai fatto tutta la premessa quando ce l'hai chiesto. Non ce la faccio a parlare dei Cagliari da solo, vivremo verità. E sono venuto io e Ciccio. La mia salvezza. Ti metto come Il Santino di squadrone, fianco. il squadrone col Brescia con Baggio, Guardiola, Pirlo, Tale, Ubner, c'era anche Bonera, c'era anche Castellazzi, ha giocato il Brescia anche Agi, ce ne sono stati i campioni che hanno giocato al Brescia. Io intanto con il commento di questo tifoso ascolano, Pietro, dove cazzo vai? Ti faccio No, questa perché domanda. ti avviso, perché c'è un coglione di merda che è da giorni che ci imbratta la serratura del portone di giù con della colla e ultimamente sta venendo anche a suonare al citofono ad orari improponibili, quindi alla prossima Bastardo. lo ammazzo. Folklore di Padova. Comunque, sì. Ah, Che hanno scoperto e vogliono l'autografo. è arrivata te? quella domanda. Sì. Datemela a me, Cristo Dio, ma stai zitto! Cazzo! Ma perché? Ma Niente. basta! Ok. Che sta succedendo? Sta Si suonando sente al per citofono? Dai, è un fan, Sì. è un fan per forza. Ma un fan di quella puttana di sua mamma. Comunque, dimmi pure, Miro, ora ci sono. Secondo te manca João Pedro? Allora, da non estimatore suo, ti dico la sincera verità, ma lo dissi anche quando stava andando via. João Pedro è uno che il gol mediamente, mediamente lo sa fare. Quindi per dire, si vede che c'è un po' quella mancanza di uno che in qualche modo te la mette sempre dentro, o quasi sempre, almeno quando è in forma. Perché João Pedro quando entrava in forma te la metteva dentro in qualsiasi modo. E si vede che il Cagliari è un po' orfano di un bomber, perché sicuramente né la Padula né minchia, veramente accanto Ciao a Gibbi. Dicevo, il Cagliari sicuramente è orfano di uno che quando è in forma te la mette dentro quasi sempre e in qualsiasi modo. Miro, però Dimmi Ciccio. posso rispondere al commento di Roberto Ario al tifoso Ciccio, quello sopra? Non so se riesci a riprenderlo. Sì, aspetta un attimo che finisce Pietro. Poi ti lascio lo spazio, Ciccio. Però a livello di atteggiamento, cioè ma anche a livello di ambiente, c'era bisogno comunque di staccarsi dal cordone ombelicale João Pedro. Ma anche perché io l'ho detto da inizio stagione, per me, se volevi fare magari un progetto giovane, un progetto nuovo, un progetto stimolante, non c'erano problemi se rimanevi in B un anno in più. Anche perché i più vecchi di me si sono visti un Cagliari che l'ultima volta 2 Serie B fa c'è rimasto 4 anni. Quindi per dire, non sarebbe una novità farsi 2 anni di B anziché uno, non ci deve essere fretta sempre nel risalire. Però, quindi per me era giusto separarsi da João Pedro per una questione di crescita dell'ambiente, di indipendenza della squadra, però mi fa strano che nonostante abbiamo cambiato nell'11 titolare 9 interpreti su 11, siamo ancora orfani di una punta. Prego Ciccio. Vai Ciccio. Riesci a mettere il commento? Questo, Miro? no? Ok. Sì, allora, tipo Ciccio, grazie a Cicciolino, grande che ha salvato il culo del fallimento che sta... Ok, io l'ho appena detto, ci ha risanato il debito, dopo quando lui dopo 3 anni di salvezze agli ultimi secondi, perché lui non faceva calciomercato, una Serie A che è stata a culo, perché era gettato tutto a culo, perché Donnarumma e Torregrossa sono state la coppia più forte di quella Serie B a mani basse, hanno dominato tutta la Serie B. Viso era un fenomeno, abbiamo scoperto Tonali, avevamo un centrocampo della Madonna, Cistana scoperto, tutti i giocatori che diventati una squadra imbattibile, che abbiamo perso tipo 2 partite quella stagione lì. Quando siamo andati in Serie A però
bisogna fare appunto quello che ha fatto Cellino, perché Cellino aveva promesso la grande squadra, aveva promesso una squadra da salvezza, invece mi va a prendere a 5 milioni, che è l'acquisto più alto che ha fatto il Brescia nella sua storia, è Joronen. 5 milioni l'ha pagato, mi ha preso il portiere, poi che mi ha preso? Nessuno mi ha preso, mi è andato a prendere i giocatori della Svezia, della Polonia, mi è andato a prendere uno che si chiama Scrub, che manco sua madre lo conosceva e ha giocato in Serie A, uno così, cioè, mi ha preso Romulo, che vabbè, cioè, ha preso brutti acquisti, infatti siamo arrivati penultimi in quel campionato per colpa sua, quindi Cellino c'ha i suoi pro e c'ha i suoi contro, a pagare, a mettere i soldi, quando vuole li mette, ma per dirti, io l'anno scorso andavo allo stadio, ho fatto tutte le partite in casa allo stadio e il biglietto costava 22 euro in curva, che è una cosa che non si vede neanche in Serie A, secondo me. 30 in gradinata e 50 in tribuna. Una squadra di Serie B è una cosa vergognosa. Infatti mi si chiedeva anche in conferenza stampa che i tifosi dovevano venire a sostenere la squadra, ma uno che deve spendere tutte le volte 22 euro, cioè come cazzo fa ad arrivare uno magari che ha anche dei figli, ad arrivare a fine mese, tutte le volte per andare a vedere il Brescia deve spendere 22 euro, e magari si porta anche suo figlio o sua moglie o fidanzata. C'ha i suoi pro e i suoi contro Cellino, io non sono d'accordo con quello che hai detto. Non so cosa ne pensate voi ragazzi, ma io la penso così. Ma io su Cellino ti posso soltanto dire che è un personaggio. È uno che non ci avviene mezzo, o lo ami o lo odi. Io personalmente non lo apprezzo il personaggio perché mi fa ridere, però sono contento che non sia più presidente del Cagliari. Questo è poco ma sicuro. Assolutamente. Detto questo, ragazzi, io devo correre via. Vi ringrazio per aver partecipato, grazie a Pietro, che è stato l'unico ad aver risposto alla chiamata. Grazie a te per Come l'invito. leghi al dito, Miro. Sì, ma le partito con tutti gli altri. Grazie anche a te, Ciccio, per aver partecipato e per aver Sempre un piacere. E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Noi ci beccheremo prossimamente, speriamo, per, tra virgolette, gioire di questo Cagliari e magari anche perché di questo Brescia, perché no? E visto che tanto del Cagliari non potremo gioire, quindi gioiamo per gli altri. Vedi la salvezza, dai ragazzi che ci arriviamo. Esatto. E noi ci becchiamo alla prossima. Buonanotte, Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.